Nel mirino dell'Arma di Agrigento anche le due ultime edizioni del Mandorlo in fiore e il concerto di Achille Lauro. È morta a Favara la mamma di Jessica Lattuca. Il sindaco Franco Miccichè a Rimini in vista di Agrigento 2025. Ai nostri microfoni il sindaco che ha ricevuto una pesante intimidazione. A Palma di Montecaro bonificata una piazza e presto una nuova illuminazione. A Akragas arriva un nuovo attaccante. Benvenuti su TVA. Apertura del nostro telegiornale dedicata a una inchiesta che riguarda anche le due ultime edizioni della Festa del Mandorlo in fiore. Margherita Trupiano. La Procura di Agrigento vuole vederci chiaro. I carabinieri hanno acquisito tutti i contratti di affitto tra il Comune di Agrigento e i familiari di Alberto Re, l'imprenditore suicidatosi lo scorso novembre, nonché quelli relativi alle due ultime edizioni del Mandorlo in fiore, in particolare quella del 2023-2024, ma al vaglio ci sarebbe anche il concerto di Achille Lauro del 2022 costato quasi 300.000 euro. Un'inchiesta allo stato attuale a modello 44, e cioè senza indagati, che diventa ancora più delicata per gli atti finiti al centro dell'attività investigativa. Nessun blitz, nessuna perquisizione, afferma il quotidiano Grandangolo, ma una delicata inchiesta coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo, che ha inevitabilmente subito un'accelerazione nelle ultime ore. I carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento, guidati dal capitano Lorenzo Longo, hanno acquisito al Comune di Agrigento la documentazione relativa alle modalità di concessione del piazzale Ugo La Malfa, luogo in cui si svolge il consueto mercato settimanale. Al vaglio di inquirenti e investigatori i contratti di affitto relativi al piazzale tra il Comune di Agrigento e la famiglia di Alberto Re, l'imprenditore, ricordiamo, suicidatosi con un colpo di pistola nel novembre scorso. Tra la documentazione anche le istanze di regolarizzazione presentate dallo stesso Re al fine di utilizzare la piazza come sito da destinare a mercato settimanale. Le indagini però non si fermano a piazza Ugo La Malfa, ma puntano dritto anche alle due ultime edizioni del Mandorlo in fiore, evento per eccellenza ad Agrigento. I carabinieri infatti hanno acquisito anche l'elenco degli organizzatori del biennio 2023-2024. Sull'argomento interviene Giuseppe Di Rosa del Codacons, che più volte ha sollecitato la questione con forti prese di posizione e denunce, e ha colto l'occasione per esprimere ancora una volta il suo pensiero riguardo alla gestione dei fondi pubblici. È indispensabile che la gestione dei soldi dei cittadini sia condotta con trasparenza e nel rispetto delle norme, ha affermato. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e faremo pressione affinché venga fatta luce su ogni irregolarità. I cittadini, conclude, hanno diritto di sapere come vengono impiegate le risorse pubbliche, soprattutto quando si tratta di eventi così importanti per la città. Giuseppina Caramanno, la mamma di Jessica Lattuca, la giovane di Favara scomparsa misteriosamente nel 2018, non è riuscita a conoscere la verità sulla triste storia che riguarda la figlia. La donna malata è morta all'età di 62 anni, lasciando la comunità favarese ad interrogarsi se in questi anni sia stata aiutata a fondo per ottenere quanto meno giustizia per la scomparsa della figlia, come ha detto il sindaco di Favara Antonio Palumpo.
La triste vicenda si potrebbe legare sotto il profilo umano a quella di Antonio Agostino, il poliziotto ucciso assieme alla moglie, per il quale la giustizia è arrivata dopo 30 anni, non consentendo al papà Vincenzo, morto qualche giorno fa, di conoscere l'assassino condannato l'altro ieri all'ergastolo. Chissà se anche per il caso di Jessica non si arrivi a quella verità cercata inutilmente, possiamo dire, fino alla morte. Il sindaco Franco Miccichè a Rimini in vista di Agrigento 2025. Anche con dei collegamenti che attendiamo da decenni, diciamo che il nostro obiettivo è quello di portare l'esperienza di vivere un periodo di vacanza in un'area così speciale, dove si possono fare veramente esperienze di tutti i tipi, non solo paesaggistiche ma sensoriali in senso lato, ma c'è un'enogastronomia di altissimo livello, paesaggi veramente mozzafiato. Diciamo che l'obiettivo è quello di portare questo territorio sempre più all'attenzione nazionale e internazionale. Noi ovviamente siamo dentro un contesto regionale rispetto al quale speriamo di avere sempre più supporto adeguato. Io mi permetto di evidenziare che il nostro aeroporto di Comiso, prima ha parlato il dottor Di Bernardo che si occupa e gestisce all'interno della SAC l'aeroporto di Catania e Comiso. Ecco, vorremmo avere la stessa attenzione su Comiso di quella che viene riservata anche per esempio a Trapani. Ho letto dei numeri molto differenti tra Trapani e Comiso, c'è sicuramente un intervento regionale molto più incisivo su Trapani. Non è per fare polemica, sono semplicemente riporto dei dati di fatto, e vorremmo avere le stesse opportunità anche per sviluppare il nostro piccolo aeroporto. Sono qua a Rimini al TTG, un appuntamento nazionale. Prima siamo stati qui come candidati, adesso invece come vincitori di Agrigento 2025, e non è soltanto una vetrina o delle esposizioni così fredde, ma è invece un punto di incontro, un punto fondamentale affinché il nostro territorio possa acquisire tutti quei suggerimenti utili per lo sviluppo, non solo turistico ma anche culturale ed economico. Ho incontrato diversi interlocutori importanti, gli appuntamenti per il 2025, installazioni e altro. Penso che siamo a buon punto e un punto di partenza proprio per l'anno 21. Arturo Cantella ha intervistato il sindaco di Camastra Dario Gaglio, che nei giorni scorsi ha ricevuto una pesante intimidazione. È il prefetto sull'ordine pubblico. Oggi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, perché comunque la legalità rimane qualcosa da tenere. Dire legalità in questo caso quasi, mi perdoni, quasi banale, perché fare minaccia a un sindaco è veramente una cosa, ma le minacce in genere a chiunque, le minacce sono una cosa gravissima, non si dovrebbero mai fare. Minacce per iscritto a un sindaco diventano atti intimidatori contro lo Stato, perché il sindaco è un pezzo di Stato. Io spesso dico, scherzando ai sindaci, fate vedere la fascia, sotto lo stemma del comune c'è lo stemma della Repubblica, no? Ebbene, minacciare un sindaco significa minacciare tutto lo Stato, cioè minacciare tutti i cittadini italiani. Quindi è una cosa intollerabile. Abbiamo disposto dei mezzi a tutela e vedremo più avanti gli sviluppi. Sindaco, parliamo di questo momento, questo atto intimidatorio nei suoi confronti. Poco fa venite da un comitato dell'ordine pubblico, come diceva il prefetto. Sì, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per avermi invitato all'incontro con il Comitato di Ordine e Sicurezza. Li ringrazio per la stima, la solidarietà e la vicinanza. Mi hanno assicurato che il territorio sarà totalmente sotto osservazione. Ovviamente da parte mia ci sarà la massima collaborazione. Riguardo il gesto vile ricevuto, sono profondamente rammaricato e mortificato, perché non è assolutamente accettabile che ad oggi si verificano episodi che mortificano la nostra società, in questo caso la società di Camastra. Anche perché Camastra è un paese tranquillo, insomma, se lo aspettava, non so.
qualcosa in più ci dica. Allora, Camastra prevalentemente è un paese formato da gente per bene, c'è questa piccolissima parte che ovviamente la va a macchiare. Io rivolgo l'invito a coloro che hanno compiuto questo gesto vile a redimersi, per assicurare ai loro cari e anche a lui stesso o a loro stessi un futuro migliore. Come sappiamo, fare il sindaco, diciamo, noi sindaci siamo molto esposti, però sono orgoglioso di camminare a testa alta all'insegna del buon governo e della legalità. È arrivata tanta solidarietà da parte di tutti, non solo politici ma anche gente semplice, se lo aspettava? Ringrazio tutti i miei colleghi, consiglieri, tutti gli amministratori locali, provinciali e regionali. Li ringrazio veramente per la solidarietà e la vicinanza. Come ho detto poc'anzi, noi siamo veramente orgogliosi di amministrare i nostri comuni, sempre perché la nostra attività si basa su importanti valori come sono la legalità, la trasparenza, lo sviluppo e soprattutto l'onestà. Bonificata a Palma di Montecaro la piazza Matteotti ed è in arrivo una nuova illuminazione. Arturo Cantella. Inaugurata ieri sera la nuova piazza Matteotti a Palma di Montecaro, presenti le autorità, tra cui il prefetto di Agrigento Romano, accompagnato dal primo cittadino Stefano Castellino, che visibilmente commosso dal palchetto ha ringraziato tutta la città per la loro presenza, la deputazione regionale e nazionale, i propri collaboratori, gli uffici comunali che si sono prodigati nel raggiungimento dell'obiettivo di completamento dei lavori, ognuno per la sua competenza. Il luccichio degli zampilli e l'acqua posta in piazza Matteotti davano un'immagine romantica del sito, con tanti bambini che, sorpresi da questa struttura, giocavano nei pressi, avvicinandosi alla stessa. Un videodocumentario è stato proiettato prima dell'inaugurazione con le opere più significative realizzate dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Castellino, tanti lavori eseguiti troppo lunghi per elencarli, l'ultimo in ordine di tempo un nuovo finanziamento già messo a bando che porterà a nuova illuminazione a Palma di Montecaro e nei suoi quartieri per circa 25 milioni provenienti dal fondo PNR. Palma, è stato sottolineato dal sindaco, è stata una delle ultime al momento del suo insediamento, conosciuta più per fatti di cronaca, nel tempo si è conquistata delle posizioni fino ad arrivare tra le prime. Un giorno di festa per la rigenerazione urbana di questo cuore pulsante della città. Piazza Matteotti era il centro della città, oggi diventa un cuore pulsante meraviglioso che testimonia la volontà e il percorso di rinascita e di rinascimento che la mia città sta portando avanti in questi anni. Siamo orgogliosi di servire Palma di Montecaro e oggi abbiamo messo un altro tassello d'amore. Un finanziamento nuovo che è arrivato, che lei ha appena annunciato. È arrivato il bando, abbiamo pubblicato già il bando per la gara della nuova illuminazione della città di Palma di Montecaro. Nel 2025 Palma avrà una nuova illuminazione, sarà più sicura con oltre 80 telecamere e avremo una città ancora più radiosa e più bella e più sicura. Lei diceva che al suo insediamento Palma era considerata l'ultima in classifica anche negli uffici regionali, ma abbiamo visto che lei ha fatto tante cose come nel filmato che ha annunciato. 8 anni fa Palma era periferia della provincia, periferia della regione. Palma era relegata a un ruolo che non meritava, pur essendo il 6° comune della provincia. In questi 7 anni, io sono un umile ambasciatore, ma questa squadra, questa comunità ha fatto passi avanti da gigante e in alcuni settori siamo diventati punto di riferimento. Questo ci dà ancora maggiore forza per andare avanti con il nostro lavoro H24 per poter servire ancora meglio Palma di Montecaro e riportarla allo splendore, così come la Volle e il Ducasando. Il simbolo di legalità è diventato Palma. Assolutamente sì, legalità, trasparenza ed essere comunità sono valori imprescindibili. Il rispetto e essere parte dello Stato
consegnerà un futuro radioso ai nostri concittadini. Un ringraziamento a tutti lei ha voluto fare. Ho ringraziato tutta la deputazione regionale, nazionale ed europea, l'ex presidente Musumeci, l'attuale presidente Schifani, l'ex assessore Marco Falcone e l'attuale assessore Aricò, che questi sono fondi anticipazione 21-27. Tutti hanno contribuito perché Palma ha dimostrato di essere all'altezza e loro hanno dimostrato grande sensibilità, così come l'onorevole Di Mauro che ci ha seguito in questo processo per questo finanziamento, ma tutti i deputati, da Riccardo Gallo all'onorevole Savarino, a Margherita Loccarrubo, anche a Catanzaro e a Campiano, al di là delle posizioni, rispondono presenti quando non Stefano Castellino chiama, ma quando Palma di Montechiaro chiama, così come anche l'amico Carmelo Paci. Palma, simbolo di legalità, con questa nuova piazza e i tantissimi finanziamenti che sono arrivati a Palma. Palma simbolo di legalità qualche anno fa sarebbe stata una negazione in termini, perché Palma è stata la città della Stidda, di Cosa Nostra, la città degli omicidi, la città fra l'altro che ha visto anche l'omicidio dello zio dell'attuale sindaco, quindi certamente era un simbolo purtroppo di mafia e di degrado. Oggi sta veramente voltando pagina, certamente il restauro, più che restauro vorrei dire la bonifica, il recupero di uno spazio pubblico importante come è la piazza è un bel segno, ma non è solo, perché altrimenti ci accontenteremmo per così dire di un segnale che potrebbe anche non essere significativo. A Palma tanti lavori l'amministrazione e la cittadinanza insieme stanno portando avanti e noi ci auguriamo che pian piano cambi il volto della città, ritrovando la bellezza di quando fu fondata. Chiunque può toccarlo con mano andando a vedere i palazzi storici che ci sono vicino al Palazzo dei Duchi. Sono tutti palazzi molto belli, molti di loro, ahimè, rovinati nel corso del tempo dalla speculazione edilizia. Oggi sappiamo che il turista cerca bellezza, cerca valori del territorio. Che Palma passi dalla città della mafia alla città della bellezza è forse l'augurio più importante che possiamo fare. Questo è un concetto che lei ha ribadito anche nel suo discorso? Sì, assolutamente, assolutamente. Paragonando l'immagine che c'è nel Gattopardo, quando l'antico collega, il consigliere segretario di prefettura Chevalier di Monterzuolo viene nella letteraria Donna Fugata e Tancredi, il nipote del principe, gli mostra le brutture con quel tipico gusto siciliano a far vedere le cose brutte piuttosto che quelle belle. Probabilmente di belle ce n'era ben poche all'epoca. Oggi invece possiamo dire che cominciamo a poter far vedere delle cose belle. Cristina Ciminnisi, deputato del Movimento 5 Stelle, sul deposito scorie radioattive nel Trapanese. Vediamo. Negli ultimi giorni è tornato attuale il tema del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che ha visto quest'Aula esprimersi in maniera unanime, in maniera contraria, nel mese di maggio, rispetto ad una mozione firmata da tutto il Movimento 5 Stelle, che appunto impegnava il Presidente della Regione a attivarsi presso il governo nazionale affinché dichiarasse la propria contrarietà alla costruzione del sito del deposito nazionale nelle due aree idonee che in quel momento erano state individuate, quindi quella di Calatafimi Segesta e quella di Trapani Fulgatore. Purtroppo dobbiamo registrare che le notizie si susseguono sui giornali e non sono per niente rassicuranti, considerato che a fronte di un impegno, ripeto, all'unanimità che è venuto da questo Parlamento nei confronti del governo regionale, il governo regionale non ha mosso un dito, quantomeno non abbiamo notizie sul fatto che il governo si sia attivato, come invece era stato fatto precedentemente, perché il presidente Musumeci, quando nel 2018 questa stessa assemblea ha approvato un'analoga mozione,
Al contrario, il presidente Musumeci si era adoperato, tant'è che i siti idonei in Sicilia da 4 erano passati a 2. Oggi abbiamo 2 siti idonei individuati nella Carta Nazionale. La Sogin fino a stamattina precisava che l'ipotesi delle miniere dismesse che era stata avanzata nei giornali in questi giorni in realtà non è confermata, perché i 2 siti confermati continuano a rimanere Trapani e Calatafimi Segesta. Ora, a fronte di questo impegno, io le chiedo, Assessore, di farsi portavoce anche presso il Presidente della Regione affinché quell'impegno venga rispettato, affinché quindi il Governo si attivi concretamente anche con la Sogin e con il Ministero a livello nazionale per prendere posizione conformemente a quanto quest'Aula e quindi i siciliani hanno chiesto all'unanimità. Nuovo centro odontoiatrico per pazienti fragili inaugurato al Policlinico di Messina. Un servizio per la città e soprattutto per i pazienti più fragili. È stato inaugurato all'interno del padiglione CLOPT dell'azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino il nuovo centro di salute orale senza barriere del Policlinico Universitario di Messina, una struttura incardinata all'interno dell'UOC di odontoiatria e odontostomatologia, che punta a diventare un riferimento per quei pazienti, bambini o adulti, affetti da una disabilità e spesso non collaboranti, che anche per l'estrazione di un dente hanno bisogno di cure speciali e della presenza dell'anestetista dedicato. Spesso si tratta di persone autistiche o comunque con patologie particolari che non consentono con facilità un accesso alle cure convenzionali. La nuova struttura operatoria è dotata di strumentazioni e tecnologie all'avanguardia che consentono di eseguire gli interventi odontoiatrici secondo elevati standard di sicurezza anestesiologica. All'interno è presente un sistema multimediale di ultima generazione con 2 monitor ad alta risoluzione per la visione in tempo reale di immagini radiologiche di supporto alle procedure chirurgiche. L'opera realizzata è parte di un progetto vasto di implementazione complessiva del centro odontoiatrico. La realtà, appena inaugurata a Messina, rappresenta il secondo centro pubblico della Sicilia orientale, perché fino a questo momento l'unica struttura presente era quella di Acireale. Il centro ha la peculiarità di essere inserito all'interno di un contesto di ospedale universitario, dove potranno dunque contare su una filiera di assistenza completa, un percorso, quello portato avanti dall'azienda ospedaliera universitaria, condiviso anche con l'assessorato alle pari opportunità del comune di Messina, in una logica virtuosa di sinergia e collaborazione, proprio per favorire la presa in carico di tutti i soggetti che possono aver bisogno di un'assistenza così peculiare. L'UOC di odontoiatria e odontostomatologia del Policlinico di Messina ad oggi rappresenta il centro universitario odontoiatrico più grande della Sicilia. In occasione di Obesity Day 2024, la Fondazione ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, a Partinico alle Porte di Palermo sabato 12 ottobre organizza un incontro dedicato al tema presso la Casa di Cura Santa Chiara, che effettuerà anche screening gratuiti sull'obesità dalle ore 8:30 alle ore 13 per la rilevazione di parametri come il peso, altezza, rapporto circonferenza vita-altezza e indice di massa corporea. È possibile prenotarsi telefonando o recandosi direttamente presso la sede della clinica. Inoltre si terrà l'incontro cancro tutto il peso dell'obesità, scopri, comprendi, previeni, rivolto a medici di base, medici di medicina generale, scuole, cittadinanza, che prenderà il via alle ore 9. Tra i temi del dibattito, epidemiologia dell'obesità ed impatto socio-economico, obesità e patologie correlate con particolare attenzione al cancro, una nuova epidemia, allarme obesità pediatrica. Ci sono almeno 13 diversi tipi di tumore direttamente correlati con l'obesità e la sedentarietà. Inoltre quasi l'80% dei tumori al fegato sarebbero evitati con il controllo del peso e l'attività fisica. Di tutti i tumori, quasi 1 su 8 nelle donne e 1 su 10 negli uomini sarebbe evitabile con un peso normale. L'obesità ha ormai superato il fumo di sigaretta come principale fattore evitabile di tumori, perché provoca nel nostro organismo una risposta infiammatoria cronica con aumento di numerose sostanze dette citochine, in grado di creare un ambiente favorevole alla crescita di numerosi tumori. Questo impegno che assumiamo è di garantire l'assistenza a chi soffre di questa malattia a volte oscure e ha pagato l'isolamento. Abbiamo mantenuto l'impegno e lo manterremo sulla lotta al crack. Abbiamo approvato il giorno scorso la legge sufficientemente finanziata di parecchi milioni.
Questo, nel solco di questi impegni, manterremo anche questo. La nostra attenzione al mondo della sanità è senza se e senza ma, come ho detto poc'anzi, sulle liste d'attesa, potenziamento dell'emergenza. Dobbiamo fare in modo che tutta la politica faccia sistema, così come anche mi auguro in occasione dell'imminente discussione in Parlamento della nuova rete ospedaliera, che si abbandonino campanilismi ma che si guardi all'interesse della sanità del cittadino e della sua buona assistenza. Presidente, si aprono ufficialmente i lavori di questa giornata mondiale sulla salute mentale che lei ha fortemente voluto. Quanto è importante accendere i riflettori alla luce di quello che rappresenta il male della contemporaneità? La risposta sarebbe che se nessuno ne parla, nessuno ne gode. Dal momento in cui abbiamo organizzato questo convegno, basato sul fatto che ben 12 milioni di persone soffrono di queste patologie, la Fondazione Dragotto, che si occupa anche del sociale, ha voluto mettere in mostra le problematiche di queste patologie nella speranza che le istituzioni ne prendano atto e che riescano in futuro a assorbire o quantomeno ad agevolare chi normalmente ne soffre. È necessario un approccio che guardi certamente alla sanità pubblica, che guardi alla prevenzione su scala territoriale, ma che guardi anche al ruolo fondamentale del soggetto privato e delle fondazioni e delle istituzioni, tutte, anche quelle private, nel supporto, nell'aiuto, nell'integrazione di una forma di prevenzione, terapia precoce e terapia stabilizzata di una malattia che proprio per la sua varietà, diciamo, impegna tanto sia in termini di risorse sia in termini di esigenze, di strutture. Noi con salute mentale dobbiamo intendere una salute che va oltre, ovvero anche tutto il contesto che sta attorno alla persona, e quindi ci vorremmo occupare anche di istituire una unità operativa di psicologia e supporto sociale, che significa che avrà all'interno gli psicologi che saranno poi dislocati anche nelle varie unità operative, ma anche i servizi sociali che si dovranno occupare di quelli che sono i contesti anche familiari, i disagi che spesso circondano le persone che poi sono i nostri utenti. Una patologia purtroppo che rappresenta ormai il malessere della società contemporanea, i disturbi mentali. A che punto siamo? Se ne parla ancora troppo poco, cosa bisogna fare? C'è ancora molto da fare in Italia, così come in Regione Sicilia. Ci sono in atto alcune azioni che però determinano almeno una prospettiva di cambiamento. Stiamo lavorando intanto per la costituzione dell'unità operativa di psicologia sociale e benessere organizzativo a supporto della nostra utenza e dei nostri lavoratori, perché c'è un problema legato anche al mondo del lavoro che va cautelato, e poi c'è una grande azione che stiamo realizzando con percorsi formativi adeguati contro tutte le forme di suicidio che riguardano sia i pazienti che i lavoratori. Da 25 anni Itaca è attiva sul territorio. Questa collaborazione, questa sinergia con la Fondazione Dragotto per sensibilizzare e portare alla luce appunto le problematiche legate ai disturbi mentali. Certo, è molto importante per noi allearci nella società proprio con chi ci porta forza nella società, perché purtroppo nei disturbi mentali c'è ancora molta paura, molta vergogna. È importante che questa alleanza con le forze della società. Pausa per la pubblicità, torniamo tra poco. Attesa infinita per il porto di Tremestieri. Vediamo perché. Porto dei Tremestieri c'è stato il passaggio, la cessione del ramo di azienda, sembrava quasi imminente la ripresa dei lavori, ma non è cambiato ancora nulla. Non abbiamo comunicazioni in questo, l'unica nota positiva, la ricordava lei, è quella che finalmente dopo anni c'è un commissario, però ancora questo percorso pare non sia, partito. Rimaniamo fiduciosi, cercheremo di avere notizie presto in modo tale da capire appunto questa struttura quando sarà ultimata. Perché la UIL ci tiene particolarmente su questa infrastruttura? Del resto siete stati anche voi tra i fautori alla richiesta della nomina di un commissario che potesse sostituire l'amministrazione comunale. Noi siamo per questa struttura per due fattori. La prima perché praticamente è importante dal punto di vista strategico.
da un punto di vista strategico della città, perché eliminerebbe definitivamente, nel momento in cui è in funzione al 100%, tutto il traffico pesante dalla città, e quindi tutto si sposterebbe proprio su Tremestieri, e ricordiamo che Tremestieri è servito da un autosvincolo autostradale, dico importante, quindi i mezzi non entrano in città. E seconda cosa, dico, crea occupazione di cui questa città è affamata dal lavoro che in questo momento purtroppo manca. Siamo allo sport calcio. Il giovane attaccante Dario Violante, classe 2005, torna a vestire la maglia dell'Acragas. Violante, agrigentino, ha firmato un contratto biennale. L'attaccante è a disposizione dell'allenatore Lillo Bonfatto in vista della gara di domenica. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.